È il momento del Gran Premio Augusto Calzolari, trofeo Panaton Club Cesena, la corsa di maggior moneta dei 3 anni per quanto riguarda Cesena, che ormai è entrata nella tradizione dell'ippodromo cesenate. Sono in 10 al via, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio. 1 Giorgiti, 2 Gibbs Francis, 3 Giselle Trio, 4 Great Feeling Run, 5 Jessica Pass, 6 Gattuso. Seconda linea 7 Greenfire di no, 8 Gradley Jet, 9 Gaudi Lakshmi, 10 Girl of the Day. Chiusura vicino nella quota Gaudi Lakshmi e Girl of the Day. Macchina che accelera. In partenza veloce Jessica Pass, che va a condurre nei confronti di Great Feeling, mentre all'esterno è velocissima anche Girl of the Day, che si presenta subito su Jessica Pass. Jessica Pass completa i 200 iniziali in 14,3. Girl of the Day arriva cattiva e passa a condurre in 300 metri. Al comando dunque l'allieva di Alessandro Gocciadoro, che ha dovuto spendere ma ora è al comando. 400 che se ne vanno in 28,5, seconda posizione per Jessica Pass davanti a Great Feeling Run, mentre per corsie esterne c'è l'avanzata di Gaudi Lakshmi. Tanto i primi 600 se ne sono andati in 44. Gaudi Lakshmi progredisce trascinandosi Gradley Jet, 800 metri in 58,7. Gradualmente Gaudi Lakshmi è arrivato a ridosso di Girl of the Day e ora va ad incalzarla. A contatto rimane Jessica Pass, Gradley Jet a sua volta all'esterno. Chilometro completato in 1:13,9. Girl of the Day ora attaccata con decisione da Gaudi Lakshmi, che si avvantaggia a 500 dall'arrivo ed è già in grado di scendere in corda, superando l'avversaria. Numero 10, Girl of the Day, Girl of the Day, in seconda posizione è passato Gradley Jet, ma intanto è Gaudi Lakshmi che allunga ancora e all'ingresso addirittura d'arrivo a non meno di 2 lunghezze di margine su Gradley Jet, finale con Gaudi Lakshmi che allunga ancora per vincere sullo stesso Gradley Jet. Al terzo posto finisce Greenfire di no. Tutti in seconda fila dunque. La vittoria è il Gran Premio Augusto Calzolari, che premia Gaudi Lakshmi, Roberto Vecchione e ancora il Team Elert, che fanno tripletta in giornata. Questa volta per il signor Raffaele Cirelli. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Gaudi Lakshmi e Roberto Vecchione per conto del Team Elert. Assegno nettamente buon secondo posto per Gradley Jet. Al terzo finisce Greenfire di no.